Talent Made in Friuli, titoliamo per la nostra puntata di questa sera di Viceversa, l'ultima di questa settimana. Con noi in studio abbiamo uno che sia di talent che di comunicazione soprattutto se ne intende, che è Paolo Molinaro. Buonasera Molinaro. Buonasera. Allora, lei era stato ospite mio precedentemente meno di un anno fa, no? E noi discutevamo di qualcosa che potesse anticipare l'argomento di questa sera. Avevo dei ricordi un po' confusi e lei me li ha chiariti nel fuori onda. L'altra volta per cosa ci siamo visti? Ci siamo visti perché avevamo lanciato questo progetto denominato Solo Grazie, che appunto era costituito dalla volontà della nostra agenzia di offrire servizi di comunicazione gratuita a quelle associazioni che danno il loro supporto agli aventi bisogno gratuitamente. Certo. Quindi come questa gente lavora per il Solo Grazie, anche noi diamo una parte del nostro lavoro, del nostro contributo a queste associazioni per farsi conoscere, per farsi apprezzare, accontentandoci anche noi del Solo Grazie. E invece adesso c'è qualcos'altro. Sì. Distanza di quanto tempo fa era? Vediamo se mi questa, ricordo bene, no? Forse l'anno scorso? Sì, succedeva a settembre dello scorso anno. Settembre dello scorso anno, ok. E come si dice, no? L'appetito viene mangiando, per cui da quell'iniziativa lì che ha riscosso un buon successo, abbiamo avuto delle richieste, dovevamo limitarla solo alle associazioni di Udine perché non sapevamo l'entità dell'impegno, quindi della richiesta, poi si è allargata anche ad associazioni della provincia di Pordenone, insomma si sta andando avanti, si fanno delle cose, le associazioni sono molto grate. Il progetto sì, assolutamente, sono molto grate perché non gli par vero di avere dei professionisti, un'agenzia che gli apre, cioè che gli tiene continuamente la porta aperta, per cui vengono lì, chiedono il supporto per fare un depliant, determinate azioni di comunicazione, insomma, per fare quello che voi sapete fare. Parlano direttamente con i nostri creativi e pochi giorni dopo, non appena si può, insomma, si fa questi elaborati e la cosa funziona. Adesso c'è qualcosa di accessorio, anzi di supplementare, di più grosso, più consistente. Di più, per noi decisamente Però più impegnativo. La genesi, diciamo, parte da questo, no? Immagino che l'idea fosse germogliata da quell'esperienza lì, no? Infatti il Solo Grazie, che doveva essere quell'iniziativa, in realtà è diventato il cappello di un progetto più ampio di responsabilità sociale d'impresa, perché così si chiama, che la nostra agenzia quindi porterà avanti. Allora, ecco, mi spiega prima responsabilità sociale d'impresa, no? Perché è interessante anche questo aspetto, no? Oppure all'inglese, come va di moda, social responsibility, è meglio chiamiamolo all'italiano. In italiano, preferiamo. Ma allora c'è questo principio che è di importazione, con il quale si ritiene che quelle aziende che si comportano in maniera responsabile nei confronti del territorio, in maniera compatibile anche con le situazioni, eccetera, eccetera, ricavino un beneficio dedicando un po' delle loro risorse in questo ambito. E noi vogliamo seguire questo processo, questo ambito. Quindi abbiamo avviato il Solo Grazie, ma accanto al Solo Grazie abbiamo anche voluto dare, perché se ne parla ogni giorno ed è un problema serio, drammatico nella visibilità di ognuno di noi, la disoccupazione giovanile o la formazione dei giovani per trovare occupazione, che è un problemone. Sì, la grande difficoltà di avere dei giovani, diciamo dei subentranti nel mondo del lavoro che abbiano già qualche qualifica, perché quando uno si trova ad avere a che fare con le richieste di lavoro viene sempre richiesta un minimo di esperienza e uno si chiede sempre: ma come faccio l'esperienza se non posso lavorare? Qualcuno non me la dà. No. È il gatto che si morde la coda. Esperienza che non sia i lavori da studenti, diciamo, no, perché cameriere e altre cose, insomma, che possono essere fatte saltuariamente, no? Certo, poi c'è chi fa anche queste cose, come dire, continuativamente, però sono le cose a cui fa riferimento lo studente. Oggi tutti i giovani portano a casa un titolo di studio, no? O il diploma o la laurea, la famiglia si sente in dovere di farla avere. Se uno ci si mette ce la fa, insomma. Ce la fa. No? Il problema è che poi quando uno è laureato alimenta o porta con sé l'ambizione
di poter esercitare quello per cui ha studiato. Chiaro. Ma la realtà è che invece... Anche perché se no non è ambizioso da giovane, quando deve essere. Quando lo può fare, sì. E quindi è mosso da intenzioni anche positive, serie, ma poi viene scoraggiato dall'invio dei curriculum ad aziende, a società, ad enti pubblici, a partecipazione anche a concorsi pubblici, migliaia di giovani per una decina di posti o per qualche posto, sono cose frustranti. Poi si vede costretto a rispondere alle battute dei ministri, no? Che dicono andate a giocare a giocare a calcetto invece di mandare curriculum. No? Sì, che è una battuta decisamente infelice, però sullo sfondo denota anche quanto il ministro sia consapevole che il semplice curriculum scolastico, no, non basta, non lo guardano. Sì, diciamo che fa dei difetti di comunicazione, no? Ma forse non ha detto tanto una stupidaggine. No, adesso caso, per l'amor del cielo. Ci vorrebbe per lui una consulenza AIPE. Sì, no? ci vorrebbe dire le cose in un'altra maniera. In un'altra maniera. Perché sul fatto che purtroppo oggi devi andare a tessere relazioni, devi saper porgerti, devi sapere lusingare un datore di lavoro sulla tua attitudine, sulla tua volontà, sul tuo contributo, certo, è necessario, perché tutte le aziende hanno da un lato costi da contenere, dall'altro anche bisogno però di giovani talenti. Quindi come si fa per risolvere questo problema? Esatto, come si fa o come avete provato a farlo voi? Allora, posto che dunque noi ci occupiamo di comunicazione, quindi siamo interessati ai giovani che sono laureati in quelle discipline, umanistiche, scienze della comunicazione, pubbliche relazioni, eccetera, eccetera. Però che cosa succede? Che queste scuole, queste università formano questi ragazzi esattamente come li formavano anni fa. Quindi con nozioni parziali, con poca educazione innovativa, scarsa esemplificazione del mondo del lavoro tipico. Questo è sempre stato però un difetto, diciamo, del modo di fare accademico. Tanta teoria, potrei dire tanta fuffa, ma insomma si offenderà qualcuno se insegna all'università che ci guarda, però insomma tanto fumo, ecco, e poco arrosto dal punto di vista pragmatismo, cioè come si fa un lavoro, o meglio, impari all'università a studiare come si studia, ma non come si lavora. No? Questo è un grande gap che hai nei confronti diciamo, di chi inizia a lavorare prima, magari hai qualche strumento in più, questo è fuori dubbio, non che il titolo non valga, per carità, vale, però potrebbero essere investiti meglio quegli anni della formazione, no? Dal punto di vista pragmatico proprio. Certo, anche perché dobbiamo considerare che nel mondo della comunicazione, ma in qualsiasi ambito, ormai l'evoluzione del mercato è enorme, cioè ogni giorno entrano in funzione programmi nuovi, piattaforme, software, eccetera, per cui è una forbice che si apre. Da un lato gli studenti apprendono novità abbastanza lentamente, dall'altro il mercato continua invece a chiedere maggior specializzazione. Quindi il tipo di formazione è rimasto quello, più o meno, bene o male, no? Però il mercato si evolve tantissimo. E quindi come fare? Un tempo, no, se ne discuteva così, prima della trasmissione, se uno iniziava a lavorare in un'agenzia di comunicazione, imparava più o meno a mettere giù un comunicato stampa, chiamava al giornale, faceva una telefonata per sapere se era arrivato, se glielo avrebbero pubblicato o meno, e bene o male, dopo non riduciamo il tutto, però era una buona parte di lavoro. Adesso è un decimo forse del lavoro. Sì, no? Adesso devi accompagnare la notizia anche da immagini, no? Cioè, quello è fondamentale, se non c'è una buona foto, un buon video, non esiste la notizia. Questo va spiegato, va detto ai ragazzi, e noi abbiamo lì dei ragazzi in questo talent che abbiamo messo in piedi che non hanno utilizzato neanche le tecnologie che sono, se non proprie, le università sono prive di questi strumenti. Certo, perché dopo l'università non ha abbastanza fondi, per metterli a disposizione. Per aggiornare, per comprare, quindi si fa con quello che c'era prima. Quello che c'è. Ma come sono questi? Intanto quanti sono questi ragazzi? Quanti sono? Come li avete selezionati? Allora, abbiamo lanciato il talent per le vie canoniche, abbiamo fatto i nostri begli annunci stampa sui social media. Vediamo qua un po' di abbiamo immagini, ricevuto una quarantina, credo 42 curriculum di giovani che
della provincia di Udine, perché insomma lavoriamo sul territorio e vogliamo sostenere i ragazzi del territorio. Abbiamo selezionato quei 15 che ci sembravano un po' più propositivi, perché avevamo anche chiesto un minimo fatto qualche provocazione per vedere come reagivano. Del resto è un lavoro per creativi, un po' di un spunto, po' no? ci Bisogna vuole, averlo, no? chiaro, altrimenti devi fare qualcos'altro, no? Quindi ne abbiamo scelti 15 perché abbiamo un'aula di formazione che contiene appunto 15 persone, 20 persone, e abbiamo avviato questo talent. Che è iniziato? È iniziato ai primi di aprile e finirà a fine maggio. A fine maggio, E ok. che cosa costituisce questo talent? In diverse sezioni di lavoro in cui i nostri professionisti affrontano i vari temi che riguardano la stesura dei testi, la visualizzazione di immagini, le pubbliche relazioni, la produzione di film, l'inserimento. Un po' tutto quello un po' che tutto quello riguarda che è il l'attività mondo. vera e propria Però del comunicatore. pratico, noi portiamo gli esempi di nostri clienti, cioè gli facciamo vedere che il negozio di Pantianicco ha fatto quella cosa, no? Non facciamo vedere le cose della McDonald's perché sono troppo distanti. Noi gli facciamo capire... È giusto anche parametrarsi sul proprio territorio, per capire come funziona, esatto, perché altrimenti... E gli facciamo vedere come abbiamo potuto fare quelle cose, come si possono fare, poi magari si affronta anche il problema di quanto può costare, eccetera, ma ci cerca di dare queste infarinature ogni volta diverse fra di loro. Fra una lezione e l'altra c'è un periodo di compiti per casa, cioè che non piacciono tanto di solito i compiti per casa, io li detestavo da studente. Beh sì, non c'è il voto però. Ecco. Ok, allora va già bene. Quindi danno una loro interpretazione della lezione e della lettura, che noi archiviamo e serve a costruire il profilo del soggetto, no? Poi si va avanti per lezioni successive. Alla fine di questi 2 mesi noi vorremmo poter scegliere un paio di ragazzi e poterli inserire in l'agenzia a tempo pieno per uno stage remunerato. Quindi li prenderemo lì, li faremo stare 8 ore al giorno accanto a un copywriter, un art director, un digital provider, eccetera, eccetera, dando loro anche una remunerazione. Quindi per poter poi esibire un curriculum con un'esperienza che finalmente, no? Quell'esperienza che viene richiesta. Finalmente. Ma senta, Molinaro, come sono questi ragazzi? Però avete selezionato 15 su una quarantina, 42, mi pare di aver capito, 44, un po' più di 40 candidati. Hanno lo spunto, il guizzo, sono grintosi, curiosi, sono spaventati, come sono? Ecco, lei ha detto giusto, sono un po' spaventati. Temono, la prima lezione che l'ho tenuta io, li ho guardati con attenzione, e sarà perché ho troppi capelli bianchi, sarà perché... Anch'io ne ho qualcuno, però quindi non sono così saggio. Che evidenti, sì. Però li ho visti timorosi, no? Nonostante l'invito ad essere sciolti, perché insomma non è che... Perché uno se li immagina esuberanti, no? Un po' così, un po' smargiassi, invece no? erano molto... Inseriti nel contesto professionale, sono quieti. Sì, anche perché forse ascoltavano delle cose che non conoscevano, pur forse essendo laureati o diplomati in materie affini. Perché c'è sempre quel passaggio, no? Che dice, uno ha considerazione di sé che dice io sono laureato, poi si trova ad avere a che fare col lavoro vero e proprio e arriva un tir addosso, no? Quindi forse sono in questa fase qua, no? Sì, perché sono ragazzi che hanno già la laurea da qualche anno e quindi è già qualche anno che prendono delle musate, sono costretti a fare lavori così precari per arrotondare un po', partecipano ai concorsi ma non passano, mandano il curriculum e nessuno risponde, cioè è una situazione frustrante. Difficile, frustrante. Sono anche un po' disillusi, no? A forza di sentirsi ripetere che non c'è prospettiva, che non c'è lavoro, che è difficile, no? E poi il lavoro... No, magari c'è, ma deve essere qualificato. E no? questo il paradosso. Il lavoro ci sarebbe, e le spiego anche perché. Parlo dell'esperienza nostra. Noi che giriamo sempre per le aziende,
e le aziende hanno necessità di competere con altri perché i prodotti ormai sono tutti più o meno fatti bene, più o meno che si assomigliano nel prezzo perché c'è un'omogeneizzazione. Certo. Ecco. Le aziende hanno bisogno che al proprio interno qualcuno conferisca ad una Un valore penna aggiunto. un valore aggiunto. Chiaro, Gli perché la trovi penna rimane tale, però per proporla nel migliore un dei modi. giochino, un nome, una funzione, un riferimento, no? In modo che il rappresentante che la va a vendere o quando la metteranno su un annuncio stampa possono dire questa è la penna di Don Chisciotte, no? Poi cosa c'entri non si sa, però Sì. bisogna dargli un qualche cosa in più, altrimenti ti vendo una penna a birra, ma vabbè, allora qui sono Quante tutte ce ne uguali. sono? Sì, chiaro, Esatto. chiaro. Che Prendo differenza quella fa? col prezzo più basso, che sì, è difficile essere Competitivi da quel punto di vista. sì, stare in piedi con il prezzo più basso, no? Per cui nelle aziende c'è bisogno di un apporto creativo, di un apporto giovanile che dia frizzantezza, che dia Velocità, elasticità mentale, anche perché questi giovani sono più veloci di testa. Io lo vedo anche con quelli che lavorano con noi, sono molto più veloci di me, no? E quindi dico, sì, proponetevi, fatevi sotto, no? hanno una mente libera, no? E Esatto. quindi possono esprimere, bisogna mettere nella condizione di esprimersi, ma di esprimersi in maniera compatibile alle aspettative dell'azienda, no? Perché uno non può dire è un'idea ma ti costa 100.000 euro fare. Sì, certo. È un'idea che la facciamo con poco e in breve, non è facile. Anche perché è il messaggio di adesso, no? Le cose cambiano velocemente, no? Non ci si ricorda di nulla, È giusto? just in time, tutto in tempo reale. E quindi quella è la difficoltà, no? Quella Di è riuscire la- a è essere la competitivi difficoltà. in questo contesto qua. Quindi è una sfida e noi cerchiamo di dare questo contributo. Adesso sono anch'io curioso di attendere la fine di questo primo corso per verificare se siamo riusciti, se riusciamo ad essere d'aiuto. Perché torniamo alla ragione iniziale, la volontà è proprio quella di dare una parte di quello che si possiede in termini professionali a favore di qualcuno che vuole accettare una sfida. Certo. Comunque dai, qualcosa emergerà o sarà già emerso, no? Adesso prima della fine del corso, qualcuno Sì, l'avrete già sì, individuato sì, con un po' abbiamo di, avuto di capacità. dei feedback interessanti, delle Ok. intuizioni che hanno fatto sorridere, ma è già qualcosa, va già bene. Come no. E quindi questo è il progetto del talent, del nostro talent. Benissimo, allora Ecco. adesso quando tirerete le somme di questo talent, poi magari ci aggiornerete su quelli che sono i risultati, no? Sì, Paolo Molinaro, che la saremo nostra- curiosi di sapere anche come è andata a finire questa vicenda, no? O forse se ci saranno, conoscendola un po', lei non penserà che tutto si fermi qua, ma penserà già a qualche sviluppo, non l'avrà già, vero? No? Sempre work in progress, no? Sì, Come si sì. dice. Senz'altro vorrei che questa cosa venisse portata avanti nel tempo. È un onere, certamente, perché devi dedicare tempo, risorse, spazi, eccetera, eccetera, però lo facciamo volentieri. Ed è una cosa che vorrei, se posso Come no, ancora come no, aggiungere. Torna utile anche a noi questo tipo di Ah beh, interazione. sicuro. Perché, come teorizzavano coloro che hanno inventato la responsabilità sociale d'impresa, in effetti al nostro interno il coinvolgimento dei miei collaboratori nel fare i docenti, nel fare Sì. i tutor in questa operazione qua, porta gli stessi ad avere un senso di appartenenza ad un'agenzia che fa qualcosa di utile, che è utile, quindi si sentono pagati. Ah, quindi c'è anche quella componente orgoglio C'è che non fa quella mai male, è anche un po' di, secondo me, confronto fra vari colleghi che si parlano solo per certe cose E non per nel momento certe- in cui devono fare queste cose qua sono un po' più collaborativi, no? Un po' si sviluppa anche un po' di energia positiva all'interno del gruppo. No? Assolutamente, Poi un'attività la creativa. gioventù porta entusiasmo, dai, è inutile, Esatto, e inutile quindi stare a anche noi ne raccontarsela, no? restiamo positivamente contagiati. Per Benissimo, Molinaro, allora continuate così, mi raccomando. Bene, ci rivedremo. Va bene, ci alla rivedremo prima per la occasione. prossima iniziativa che ci sarà Qualcosa di nuovo. sicuramente, va bene? Assolutamente. Intanto grazie. Grazie a voi. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, appuntamento alla prossima settimana con Viceversa. Buonasera a tutti.